Nuova ondata di maltempo si abbatte sulla Marca, problemi maggiori tra il Monte Bellunese e il capoluogo, alberi caduti e chiamate per allagamenti. A Ponte di Piave nel pomeriggio lo straziante saluto a Simone Perin, il ricordo della mamma e dei compagni di scuola, il paese sotto shock. Sanitari che rifiutano il vaccino, oggi a Roma incontro tra le regioni, l'accordo di una linea comune per la sospensione dopo l'esito delle commissioni interne delle ULSS. Ipotesi obbligo di vaccino per gli insegnanti da settembre, la CGIL, accetteremo la decisione del governo, arrivare a questo però sarebbe una sconfitta. Niente bicchieri o bottiglie di vetro, suoni di Marca, il via giovedì sulle mura dovrà svolgersi in assoluta sicurezza, la prefettura ha chiesto al comune di adottare un'apposita ordinanza. Settantenne colto da malore, salvato da alcuni passanti che, collegati con l'operatore del suo 118, gli hanno praticato il massaggio cardiaco. È successo a Maser. Falso profilo social, vittima l'assessore alla cultura di Treviso, Lavinia Colonna Preti, che ha denunciato l'episodio alla polizia postale. Bimba con troppa fretta di venire al mondo, fatta nascere in auto grazie all'aiuto dei carabinieri, successo questa notte poco prima delle 3 a Montebelluna. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque tante le notizie che avete visto nei nostri titoli. Intanto saluto e ringrazio, collegata con noi telefonicamente, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Buonasera assessore. Non c'è ancora, fra poco ce l'avremo perché ci dovrà raccontare, come abbiamo visto nei titoli, cosa è stato deciso a Roma nell'incontro tra le regioni e il governo sulla spinosa questione dei sanitari che ancora non si sono vaccinati. Ne parleremo fra poco. Intanto però c'è da fare un aggiornamento importante sul maltempo che si è abbattuto proprio in queste ore, nel pomeriggio, un po' su tutto il Veneto, come abbiamo visto e sentito anche nei nostri telegiornali del Veneto e di Venezia. 150 per ora gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in tutto il Veneto. Il maltempo si è abbattuto anche nel Trevigiano nel tardo pomeriggio, prima a essere colpita la zona del Monte Bellunese, in particolare Cairano di San Marco e Montebelluna. Pioggia molto intensa, forte vento. A Cairano un grosso albero si è abbattuto sulla recinzione di Villa Benzi, come vediamo nelle immagini, con danni da quantificare. Lo stesso vale per Montebelluna, dove è al lavoro la Protezione Civile. Stesso scenario a Treviso città, con allagamenti e alberi caduti. Una pianta è crollata al suolo in strada Ovest, vicino alla pizzeria da Pino. Un palo dell'illuminazione si è schiantato a terra in vicolo Siora Andriana. Anche in questo caso fortunatamente non transitava di lì nessuno in quel momento, altrimenti si sarebbe ovviamente potuto registrare una tragedia. Altro albero caduto all'altezza del cavalcavia di San Giuseppe. Anche a Treviso, oltre ai vigili del fuoco e la polizia locale, sono in azione 4 squadre della Protezione Civile. Si registra anche un parziale danneggiamento della copertura della chiesa di Asolo in frazione Villa di Asolo. Lo vediamo in queste immagini, in questa foto dei carabinieri. Come vedete queste sono le immagini di una parziale danneggiamento della copertura della chiesa nella zona di Villa di Asolo. Sono intervenuti i carabinieri, fortunatamente non ci sono feriti. Zona appunto di via Ca' Giustiniani, effetto del forte vento. Quindi questa è la situazione del maltempo proprio di queste ore, che dovevamo appunto darvi appunto per aggiornarvi su quanto sta accadendo. Ovviamente ulteriori aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. Dicevamo oltre 150 in tutto il Veneto gli interventi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile per questa ennesima nuova purtroppo ondata di maltempo. Davvero non è finita in questa estate terribile per quanto riguarda il fronte del maltempo, grandinate, nubifragi e forte vento. Dicevamo, l'altro fronte è quello del Covid, o meglio delle vaccinazioni, e la questione spinosa dei sanitari non ancora vaccinati. Allora ringrazio, dovremmo avere al telefono l'assessore regionale alla salute e alla sanità Manuela Lanzarin. Buonasera.
Buonasera. Buonasera, la ringraziamo molto. Oggi è stata a Roma insieme al governatore del Veneto Luca Zaia per l'importante incontro, la riunione della Commissione Sanità con i rappresentanti appunto delle regioni che si sono confrontati con il governo sulla questione dei sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione. Lo abbiamo sentito anche nell'interregionale del Veneto, la linea comune è quella di andare avanti, dunque nel rispetto della normativa. È così, Assessore? Sì, esattamente, c'è stata questa mattina la Commissione Salute, tra i punti all'ordine del giorno c'era anche su richiesta proprio del Veneto l'aggiornamento, il confronto con le regioni rispetto alla tematica, alla questione dei sanitari non vaccinati, cercando di capire come si stanno muovendo le singole regioni. E la fotografia che è emersa è che le regioni si stanno muovendo a velocità diverse, ossia tutti stanno adempiendo a quelle che è le previsioni di legge, quindi il famoso articolo 44, però con tempistiche e velocità diverse, nel senso che ci sono delle regioni che sono ancora nelle fasi iniziali di accertamento, verifica di composizione delle commissioni preposte in ogni singola USL, altre regioni come il Veneto che aveva già iniziato la sospensione, altre regioni che hanno iniziato le sospensioni, tipo l'Emilia Romagna e la Liguria. Alcune regioni, proprio Emilia Romagna e Liguria, ci sono anche già dei contenziosi in atto, ossia le persone che sono state sospese hanno comunque ricorso e si andrà al giudizio. La Commissione su questo è stata unanime, posso dire che c'è un articolo di legge, una previsione di legge che va quindi mantenuta e rispettata, le regioni intendono muoversi in maniera unita su questo e poi speriamo che anche rispetto a questi contenziosi che si stanno creando nelle singole regioni ci sia poi un orientamento univoco, un po' dappertutto. Quindi in sostanza la linea è quella di andare avanti, ha detto lei prima giustamente, alcune ULSS del Veneto già si sono mosse in anticipo appunto come Vicenza, per avere un'uniformità di azione quanto si dovrà attendere anche per le altre ULSS secondo lei? Ma allora lì dipende molto perché ricordiamolo che questa è una partita che poi è in mano ai datori di lavoro, i datori di lavoro sono le aziende sanitarie, non la regione, quindi i rappresentanti regionali che può essere il presidente o l'assessore. In ogni singola azienda, come previsto, è stata costituita una commissione preposta che sta analizzando ogni singola posizione, chiede informazioni, delucidazioni, osservazioni e quindi vede se ci sono delle realtà e delle situazioni in cui effettivamente c'è una giustificazione medica per cui non ci si vaccina, poi fa i dovuti richiami, quindi le lettere di sollecito e poi arriva alla fine al provvedimento di sospensione come prevede la legge oppure di portare la dipendente ad altra mansione che non sia a contatto con le persone, con i pazienti. Le aziende sono tutte a un livello molto avanzato su questo, Vicenza si era già mossa, so che anche Treviso era pronta e quindi aveva quasi chiuso tutto questo passaggio e anche altre ULSS, però una a una stanno chiudendo. L'auspicio è quello che ci sia anche, in questo modo anche del personale che si vaccini e quindi un po' invogliare il personale sanitario a vaccinarsi, quindi che ci sia anche una presa di posizione e anche un ritorno di questo tipo, l'abbiamo condiviso e anche lo auspichiamo un po' tutte le regioni. Ecco, una cosa molto importante, poi la saluto e la ringrazio, il nodo cruciale resta quello appunto del poi eventualmente sostituire questo personale che viene sospeso, era un nodo importante che era stato sottolineato anche dallo stesso governatore Luca Zaia. Da questo punto di vista il Ministero cosa vi ha detto? No, allora sì, questa è una questione che abbiamo sollevato anche noi perché ci sono delle situazioni, possiamo fare degli esempi anche molto concreti. Il medico di medicina generale, il medico di famiglia che non si vaccina per scelta e che quindi va sospeso per applicazione del decreto legge dell'articolo 44, ci troviamo in una situazione che avremo 1000, 1500, 1600 assistiti che non hanno un medico per i 6 mesi. Sappiamo già che c'è una carenza di medici di base, quindi ci sorge un po' di preoccupazione come può essere l'infermiere, i pochi infermieri che ci sono dentro le case di riposo che se vengono sospesi anche lì viene a mancare un'assistenza primaria. Allora sotto questo punto di vista abbiamo chiaramente manifestata questa preoccupazione. È chiaro che le aziende sanitarie dovranno in queste situazioni cercare di
trovare le soluzioni più consone, più puntuali per far sì che non ci sia nessuna interruzione di pubblico servizio, ed è una questione che comunque come Commissione Salute presenteremo al Ministero, insomma, perché si è consapevole di questo, e quindi aspettiamo poi anche un ritorno da questo punto di vista. Per il momento però cercheremo, insomma, di tamponare nel miglior modo possibile. Benissimo, grazie davvero all'assessore Lanzarin, grazie, e sentiremo ovviamente, ci aggiorneremo ovviamente nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Torniamo per un attimo al maltempo, vi faccio vedere altre immagini che riguardano il maltempo che si è abbattuto nella zona della Marca. Queste sono immagini che ci arrivano sempre dalla zona dell'Asolano, quindi piante cadute. Ne vediamo ancora altre immagini, altre immagini di alberi abbattuti dalla furia del vento in questo caso. Il danno, come spesso accade, vengono appunto purtroppo causati proprio dal vento. Adesso vi faccio vedere ancora le immagini della copertura della chiesa di Villa d'Asolo parzialmente scoperchiata. Eccola qui, la vedete appunto nelle immagini, l'abbiamo vista prima nelle foto anche dei carabinieri, del loro intervento in zona. Come abbiamo anche accennato, fortunatamente non ci sono feriti, anche quanto accaduto a Treviso, fortunatamente con gli alberi abbattuti, uno vicino alla pizzeria da Pino in strada Ovest, e fortunatamente anche in questo caso non c'erano persone nelle vicinanze. L'assessore regionale alla protezione civile Bottacin aggiorna a 258 a livello Veneto gli interventi in corso e in coda, anche parecchie disalimentazioni elettriche, quindi blackout, che saranno però ripristinati a breve. Questo è un altro aggiornamento sul maltempo. Torniamo sulle vaccinazioni. L'altro nodo non è quello solo dei sanitari Novax, abbiamo sentito nelle parole dell'assessore Lanzarin, poi c'è l'altro fronte, quello degli insegnanti. Obbligo vaccinale per docenti e personale ATA, un'ipotesi sulla quale il governo sta ragionando e che già in settimana potrebbe arrivare ad una decisione. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di riportare in classe gli studenti ed evitare un altro anno scolastico con la didattica a distanza. In Veneto, stando agli ultimi dati comunicati dall'ufficio scolastico ai sindacati, su 105.000 persone tra insegnanti e personale non docente, 95.000 hanno ricevuto la dose di vaccino. Nei confronti di chi rimane fuori, spiega la CGIL, sarà importante un'azione di sensibilizzazione. Sensibilizzare quel personale penso che possa essere un'operazione che tutto il mondo della scuola si senta partecipe e coinvolto, e rispetterà qualsiasi decisione così come lo abbiamo sempre fatto. Credo che nessuno si sottrarrà a una decisione, insomma, diversa. Tracciata la linea del sindacato, nel caso la strada che verrà percorsa dal governo sarà proprio quella dell'obbligatorietà. Io credo che non sosterremo nessuna manifestazione in questo senso legato ai Novax. Riteniamo che sia appunto assolutamente fondamentale vaccinare il personale della scuola, come avviare una campagna di sensibilizzazione per quel che riguarda gli alunni frequentanti. Per quanto riguarda poi le misure da adottare per la verifica del personale vaccinato, aggiunge Viotto, spetterà al governo deciderle. Nessuno, presumo, del personale scolastico si sottrarrà ad adeguarsi alle misure che saranno eventualmente imposte. Io ritengo anche che ricorrere all'obbligatorietà sia comunque una sconfitta. Viotto, che ricordando come sindacato all'inizio della campagna vaccinale abbia spinto per l'immunizzazione del personale scolastico, spiega poi come questo non sia sufficiente per iniziare l'anno scolastico, evidenziando come ci siano altre problematiche, dall'edilizia scolastica agli organici e ai trasporti, che richiedono soluzioni urgenti. Adesso andiamo a Ponte di Piave, è stato un pomeriggio straziante per l'ultimo saluto a Simone Perini, il 17enne morto in moto qualche giorno fa, il ricordo della mamma, degli amici, della comunità.
Sarai sempre il mio bambino, tra le lacrime lo strazio inconsolabile della mamma di Simone Perin, il 17enne di Ponte di Piave strappato alla vita da un incidente in motorino. L'ultimo saluto a quello che era l'amore della sua vita, per la mamma che attenderà che quella testina che poggiava sulla sua spalla quando era bimbo torni un giorno a farlo, e il sostegno della comunità di Ponte di Piave, chiesa gremita, una sala con lo schermo per seguire la funzione, e il conforto di Don Giuliano alla famiglia, al papà, alla sorellina che ogni sera uscirà a guardare la sua stella luminosa, a tutti i parenti, e il sostegno a quella speranza. Recupero, e qui finisco, il passaggio della lettera finale della mamma, quando parlava di una testa che si appoggerà sulla sua spalla. Possiamo con sicurezza dire a Caterina: è vero, un giorno ci sarà questo ritrovo nell'amore. Questo momento è difficile, è doloroso, ma un giorno per tutti noi ci sarà il varcare la soglia dell'amore e ci ritroveremo con tutte le persone che abbiamo amato e conosciuto nell'abbraccio di amore del Padre. Poi le frasi dei compagni di classe, frequentava l'Obici di Oderzo, che hanno letto dei ricordi legati a Simone, il sorriso, l'allegria, il soprannome dribble per l'ammirazione verso il campione Pelé, e proprio a loro l'appello all'amicizia vera. Come sto costruendo la mia vita? Quanto è importante l'amicizia vera, quella autentica, non per interesse. Quanto è importante l'attenzione all'altro, chiunque esso sia, senza discriminazioni. Quanto è importante l'accoglienza di chi ha più bisogno, di chi è nella necessità. Raccogliete l'appello che può venire oggi dal Signore. Semina opere di amore, quelle ti seguiranno, tutto il resto resta qui. Un addio più lieve, salutato dai palloncini bianchi, a lui che avrebbe compiuto ieri 18 anni. Andiamo sul profilo Facebook del sindaco Mario Conte solo per aggiornarvi, ma in realtà è quello che avevamo detto all'inizio del nostro telegiornale per quanto riguarda la città di Treviso. 4 squadre della protezione civile al lavoro in città. Il nubifragio ha provocato la caduta di un albero in strada Ovest nei pressi di Pizzeria da Pino, così come nelle vicinanze del cavalcavia di San Giuseppe. Un palo della pubblica illuminazione in vicolo Siora Andriane di fatto è stato abbattuto dal vento, fortunatamente senza conseguenze. Vi terrò aggiornati, dice il sindaco che si sta recando alla sede della protezione civile. Sindaco che intanto oggi ha firmato un'ordinanza sulla sicurezza per suoni di marca. L'indicazione è arrivata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza coordinato dal prefetto Maria Rosaria Laganà, e il sindaco Mario Conte l'ha immediatamente recepita. Riprendendo le misure già adottate nel 2019 durante Suoni di Marca, la manifestazione musicale in programma sulle mura tra Viale Dalviano e il Bastione San Marco dal 29 luglio al 7 agosto saranno vietate la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine. Vietato l'uso di contenitori di vetro e lattine anche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate dalla kermesse. Abbiamo accolto l'appello da parte della Prefettura e della Questura di andare nella direzione di un festival che garantisca i parametri di sicurezza, e quindi in accordo con gli organizzatori appunto abbiamo vietato l'utilizzo del vetro e il consumo degli alcolici in certi ambiti appunto del festival. Nessuna limitazione, ma semplicemente degli accorgimenti che consentiranno uno svolgimento più sicuro di questo festival. Manifestazione in sicurezza in cui oltre all'ordine pubblico si dovranno rigorosamente osservare le norme anti-Covid, e il pensiero va al raduno di sabato in Piazza dei Signori per protestare contro il Green Pass. Già circolano voci che la manifestazione verrà replicata. Il sindaco rispetta la volontà di esprimere il dissenso, dice, ma chiede maggiore responsabilità. L'unico appello che faccio, ripeto, sempre nel rispetto delle idee degli altri, è quelle comunque di andarsi a fare quantomeno un tampone, perché i sacrifici, le lacrime, le chiusure, il lockdown li abbiamo tutti vissuti sulla nostra pelle, e francamente adesso non vorrei tornare indietro semplicemente perché qualcuno, per manifestare la loro sacrosanta idea, agisce in modo irresponsabile. Intanto, ed è un altro ovviamente argomento, in giunta a Treviso c'è chi ha dovuto denunciare la presenza di un falso profilo social.
Profilo Instagram falso con frasi volgari, sessiste che corredavano le nuove richieste di amicizia. Vittima l'assessore alla cultura e al turismo Lavinia Colonna Preti, attaccata non per il suo operato, visto le frasi riportate, ma per essere prima di tutto donna, giovane e attraente. È una cosa molto fastidiosa, ovviamente ho subito contattato la polizia postale e mi ha fatto presente che bisogna invitare quante più persone possibile a segnalare, in modo in questo caso che Facebook e Instagram, che di fatto sono della stessa azienda, possono bloccare subito il profilo. Io faccio un appello perché sarebbe molto importante che queste società, in caso di questi reati, perché di reato si tratta, dessero anche proprio i profili, i contatti delle persone che fanno questo. Se le loro generalità venissero rese note, sicuramente ci penserebbero 2 volte prima di danneggiare le persone che lavorano. Chi riveste un ruolo pubblico deve mettere in conto in questi tempi social inconvenienti come questi, ma le volgarità contro le donne, a quello, dice Colonna Preti, non è giusto fare l'abitudine. L'appello a tutte le donne è ovviamente che si può essere belli, intelligenti, mettere delle belle foto ovviamente con eleganza e non piegarsi certo a questi retaggi chiaramente del passato che dobbiamo assolutamente combattere tutti assieme, quindi ben venga a denunciarli e ben venga a far capire che comunque è fuori luogo e posso dire anche molto fuori moda e anche molto triste. Non credo che certe battute facciano neanche più ridere. Da un incendio a San Biagio questa mattina e poi 2 storie a lieto fine, una a Maser e una a Montebelluna, tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso. Dunque stamane a San Biagio paura per un incendio di un capannone con un tetto in Eternit. Il capanno degli attrezzi completamente avvolto dalle fiamme. Questo è lo scenario che i vigili del fuoco, intervenuti verso le 6 del mattino a fianco di un'abitazione in via Postumia Est a Fagarè, si sono trovati davanti. Al vaglio dei carabinieri motivi alla base del rogo, che da una prima ricostruzione sarebbe da ricondurre a cause accidentali. Rogo che ha distrutto il ricovero degli attrezzi agricoli con parziale copertura in Eternit. Il trattore completamente incendiato insieme ad altre attrezzature e alla legna. Nessun danno a persone. L'area è stata messa in sicurezza grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme servendosi di diversi mezzi. Il mezzo NBCR specifico per la decontaminazione delle sostanze chimico-batteriologiche pericolose, oltre al mezzo un movimento terra per rimuovere e spegnere il materiale. Una ventina i vigili del fuoco di Treviso e Motta di Livenza impegnati nelle operazioni che si sono concluse in circa 5 ore. E adesso l'ultimo saluto a Fabio Pavan, il 55enne istruttore di SUB, portato via proprio dal suo mare a causa di un malore mentre stava facendo un'immersione a largo di Torre delle Stelle in Sardegna. Stamane appunto l'ultimo addio al campo della Proloco di Sant'Angelo a Treviso, con tutti vestiti di blu come richiesto dai familiari per ricordare proprio Fabio e il mare che amava tanto. Un addio intervallato da musiche lui care e da testimonianze di chi appunto parenti e amici ne hanno restituito l'ultimo accorato ricordo. L'invito della famiglia, lascia moglie e 2 figli, era proprio quello di indossare indumenti di colore del colore del mare, di devolvere le eventuali offerte alla salvaguardia dell'ambiente marino. 2 storie invece adesso fortunatamente a lieto fine. La prima riguarda un 71enne colto da malore improvvisamente questa mattina a Maser e salvato dal provvidenziale intervento di 2 passanti. Ha praticato il massaggio cardiaco seguendo al telefono le istruzioni degli operatori del 118. Così ha salvato un uomo che era stato colto da un malore davanti alla chiesa di Crespignaga di Maser. Lui è Massimo Busana e ci racconta al telefono quei momenti concitati. Sono uscito di casa per andare sull'orto, ci racconta, quando ho visto una ragazza che chiedeva aiuto. A terra un uomo che non dava nessun segno di vita. Immediata la chiamata al 118. Ogni secondo a quel punto era fondamentale. Ho visto che appunto aveva gli occhi spalancati e non respirava più. E ho sentito che non aveva il battito, gli ho detto all'operatore: guardi che non ha il battito cardiaco, bene, mi prepari subito per fare un massaggio cardiaco. L'abbiamo girato e abbiamo fatto il massaggio cardiaco. Con quello dopo 5 minuti ha cominciato a aprire bocca e fare qualche sospiro, poi si fermava, dovevamo riprendere quel massaggio, quando
che la pancia si muove, si fermi, poi insomma ho fatto quello che mi dicevano, insomma, ecco. La ragazza teneva il cellulare vicino così che l'operatore del 118 potesse rimanere in collegamento. Poi è arrivato anche un altro residente che lo ha aiutato con il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. Ho chiesto, ho detto tutto bene, ho detto sì, ho detto bravissimo, ho fatto bene, e dopo sono stato là a vedere se ho visto che lo hanno rianimato un po'. Cominciava a respirare da solo. L'uomo 71enne portato in ospedale a Montebelluna e ricoverato in rianimazione. Se si salva, ho piacere incontrarlo e parlare insieme, insomma, ecco. Storia a lieto fine quella accaduta questa mattina a Maser. Il sindaco Claudia Benedos ha saputo subito quanto è accaduto. Sono felice, ci dice, se non intervenivano questo episodio poteva avere conseguenze più gravi. Sui suoi concittadini che non hanno esitato ad aiutare il 71enne assicura. Noi abbiamo anche il premio 8 marzo, ecco, che abbiamo istituito per premiare sia uomini che donne, in concomitanza con la festa della donna, però non è che deve essere una donna, per chi si è distinto, che ha fatto qualcosa a favore della collettività. Sicuramente il premio è già assegnato a loro due per il prossimo anno. E poi una mamma che partorisce in auto con l'aiuto dei carabinieri, accade a Montebelluna. Emozione forte, umana, che rimarrà nei nostri cuori. Racconta così l'appuntato Gaetano Tribuzio in forze insieme al collega Michele De Zen all'aliquota radiomobile dei Carabinieri di Montebelluna l'intervento a lieto fine portato a termine nel cuore della notte. Quello per far nascere una bambina nell'auto di mamma e papà che non hanno fatto a tempo ad arrivare al pronto soccorso. Le acque si erano rotte, la piccola stava nascendo, il papà ha chiamato il 112 dando solo poche informazioni. Siamo fermi a una rotatoria vicino a un supermercato che si è rivelata poi essere quella di Via Piave vicino al Museo Civico. Ci siamo messi subito alla ricerca, dopo pochissimi minuti siamo arrivati sul posto e abbiamo trovato l'uomo che ci segnalava con le mani la sua presenza. Noi abbiamo subito dato assistenza alla donna, abbiamo allertato la centrale operativa nel contempo per dare la posizione esatta di dove fossimo e subito dopo qualche minuto è sopraggiunta appunto con la nostra indicazione l'ambulanza con il medico e quant'altro. Però la bambina era già nata? Sì, la bambina era già nata e stava bene. I due carabinieri si sono ritrovati a fare gli ostetrici. L'appuntato De Zen solo 4 mesi fa aveva a fatalità assistito alla nascita di sua figlia. Sono stati momenti concitati, ma tutto è filato liscio e la mamma 31enne con la sua bambina sono state affidate all'equipaggio dell'ambulanza arrivata di lì a pochi minuti. Abbiamo tranquillizzato il papà e la mamma che erano felici e quindi anche noi in questo caso siamo stati felici. Prima di passare al bellunese, purtroppo invece parleremo di un dramma, torneremo a parlare di un dramma, un altro aggiornamento sulla questione del maltempo. Abbiamo fatto vedere all'inizio del nostro telegiornale, magari possiamo anche rivedere le immagini, le situazioni un po' più critiche del maltempo che si è abbattuto nella zona della Marca, soprattutto nella zona tra Cairano di San Marco, alcune zone del Montebellunese e poi soprattutto anche Treviso città, con alcuni alberi abbattuti anche in zone spesso solitamente frequentate, fortunatamente non frequentate in quel momento. C'è una precisazione che riguarda Montebelluna con danni minori di quanto appariva inizialmente. Parliamo della città di Montebelluna con segnaletica abbattuta nel tratto della Feltrina, semafori spenti in zona via Ospedale, anche l'illuminazione, lo dicevamo, il blackout che ci ha confermato anche l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccini, sono stati di blackout in tutta la zona del Veneto, interruzione Enel nella zona di Posmon, San Gaetano, Busta e Contea. Unici danni veri sono segnalati a Cornuda per 4 pali Telecom e 2 pianti di grande dimensione, appunto con la strada chiusa. Questo per quanto riguarda il Montebellunese. Ecco, sappiamo invece nella zona di Cairano l'albero che si è abbattuto sulla recinzione della Villa Benzi, ad Asolo, nella zona di Villa d'Asolo anche il parziale scoperchiamento, danneggiamento della chiesa, e poi a Treviso alcuni alberi appunto abbattuti in zona, diverse anche le chiamate per danni d'acqua. Questo per chiudere l'aggiornamento sul maltempo nella Marca. Adesso le notizie dal bellunese. Abbiamo chiuso l'edizione di Treviso proprio con 2 buone notizie.
l'uomo rianimato a Maser e poi anche la bimba fatta nascere in auto. Invece non c'è stato nulla da fare, non c'è stato lieto fine per la drammatica vicenda di Petra, la bimba di 10 anni di Cesio Maggiore che era stata travolta sabato mattina sulla provinciale appunto di Cesio Maggiore, e il paese evidentemente è sconvolto per quanto accaduto. Don Samuel avrebbe dovuto celebrare il rosario via Zoom con i suoi parrocchiani per invocare con la preghiera la guarigione di Petra, ma quel rito si è tramutato drammaticamente in una celebrazione di sostegno a una famiglia distrutta dal dolore, a una comunità attonita. Petra Lucca, la bimba di soli 10 anni investita sabato mattina sulla provinciale a pochi passi da casa a Toschian di Cesio Maggiore, non è riuscita a sopravvivere ai gravissimi traumi riportati nel violento impatto con un monovolume guidata da una conoscente di famiglia di 67 anni. Sulla staccionata che delimita la strada 2 mazzi di fiori bianchi e gialli sono stati depositati stamattina per ricordare la piccola che sabato pare fosse uscita di casa per andare a cercare il suo cane. Petra ha lottato disperatamente per la vita nell'unità di terapia intensiva della clinica pediatrica universitaria di Padova, dove era stata trasportata dall'elicottero del SUEM dopo l'incidente. Chiusi in un dolore indescrivibile i genitori, entrambi infermieri al Santa Maria del Prato, papà Carlo al centro trasfusionale di Feltre e mamma Doriana in servizio al centro dialisi. La mala sorte ha voluto che ad investire la piccola Petra sia stata una conoscente della famiglia Lucca, una donna che in passato aveva accudito i loro 4 bambini. Sabato, dopo l'incidente, la donna ha accusato un malore ed è stata portata per accertamenti all'ospedale. Ora spetterà alla magistratura ricostruire l'accaduto sulla base dei rilievi eseguiti dai carabinieri. Un fascicolo è stato aperto con l'ipotesi di omicidio stradale. I funerali della piccola Petra non sono ancora stati fissati. Torniamo a parlare di lavoro, del mondo del lavoro e delle battaglie. La lotta sindacale non può prescindere dalla riflessione sui temi che stanno governando le politiche industriali e del lavoro nel mondo post-pandemico. Ne è convinta la FIOM CGIL di Belluno, che ha commissionato uno studio per esplorare le possibili soluzioni della vertenza principale di questi tempi nel bellunese, la CC. Dalla protesta dura e legittima alla proposta, lezioni magistrali nella sala degli affreschi del municipio di Borgo Valbelluna hanno scandagliato quanto accaduto nel settore dell'elettrodomestico negli ultimi 30 anni, partendo dal caso di scuola di ACC. L'iniziativa di FIOM e CGIL di Belluno ha prodotto un'analisi puntuale sulle possibilità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel mondo post-pandemico e post-globalizzato, che ha cambiato tutti i paradigmi dell'organizzazione industriale, da impresa e proprietà e impresa bene comune, un cambiamento profondissimo, soprattutto nel nostro Veneto. Un nuovo articolo del Codice Civile prevede che l'impresa debba essere finalizzata ad evitare le proprie crisi e, una volta che queste si manifestino, a governarle positivamente. L'azienda così, per la norma, non è più un bene disponibile, ma una ricchezza che deve essere funzionale alla sua utilità sociale. Servono scelte chiare in materia di politica industriale. Il PNRR con i suoi 200 miliardi di investimenti può essere occasione importante non per finanziamenti a pioggia, ma per rafforzare produzione e livelli occupazionali. Si tratta di costruire ovviamente una cornice in termini di programmazione e di pianificazione, con l'individuazione dei settori industriali in cui si vuole intervenire, con l'individuazione degli strumenti pubblici, quindi di supporto, e ovviamente degli strumenti di controllo e monitoraggio che possono essere in parte pubblici e in parte anche riconosciuti alle organizzazioni dei lavoratori. Il caso ACC è l'esempio di un nuovo modello di governo, di un nuovo protagonismo delle istituzioni e delle parti sociali, nella forma e nella sostanza, ha affermato l'assessore regionale Elena Donazzan. Oggi le politiche industriali alle volte vedono un assente di lusso, che è il mondo industriale, ed un assente formale, anche se formalmente presente, che sono le politiche nazionali. E l'articolo 37 ne è un esempio, è stato un annuncio, un lungo travaglio e poi pare ridursi tutto solo una questione di soldi. Oggi abbiamo un elemento in più e speriamo che l'articolo 37, anche attraverso la partecipazione della Regione Veneto, possa consentire ad ACC, dentro una situazione di gara, una condizione più favorevole, che quindi ci possa essere una soluzione positiva. Oggi siamo un po' più ottimisti di ieri. Una pagina nuova che il sindaco Stefano Cesa auspica per il proprio territorio. Progetti diversi che possano rilanciare il nostro territorio e che possano dare dignità a quello che è sempre stato un settore trainante come il settore dell'industria, il settore della manifattura.
manifatturiera, in questo caso legato al compressore, legato al tema del freddo, ma in qualche modo legato comunque ai prodotti della casa. Stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Belluno, mancato spostamento della sezione psichiatrica in altra sede del Veneto e carenza cronica di personale. Le motivazioni della protesta denunciata oggi da tutte le sigle sindacali confederali e autonome della categoria, in particolare per la richiesta reiterata dello spostamento, ovvero della chiusura della sezione psichiatrica. Gli agenti denunciano eventi critici che mettono a repentaglio l'incolumità psicofisica anche degli stessi pazienti detenuti. L'ultimo episodio di qualche settimana fa è sfociato in una aggressione ai danni di un medico di continuità assistenziale che ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso di Belluno. Siamo in chiusura, abbiamo aperto con il maltempo nella Marca trevigiana, abbiamo raccontato negli altri telegiornali il maltempo in Veneto, chiudiamo ancora con il maltempo con le dichiarazioni del presidente Zaia del Veneto. Luca Zaia in queste ore ha già avviato le procedure per la dichiarazione di stato di crisi determinato dalla grave ondata di maltempo di queste ore, soprattutto nel Trevigiano, Padovano, Vicentino e Veneziano. È un atto doveroso di fronte a una criticità che sta coinvolgendo tutto il Veneto, dice Zaia. Abbiamo una lista di comuni già certa e altri si aggiungeranno con danni causati dal vento, dalle grandinate, dalle forti piogge. È fondamentale, dice Zaia, che ci sia un intervento nazionale, che vengano raccolti i dati sui danni da parte dei cittadini e che sia fatta una cernita da parte dei comuni. Subito dopo il dossier della Regione andrà a Roma per la richiesta danni, perché comunque l'agricoltura è in ginocchio, come peraltro varie attività umane, con danni tipici di eventi atmosferici importanti e non ordinari. Dunque la richiesta anche di Zaia appunto di fare subito una cernita della situazione in queste ore e poi l'intervento nazionale auspicato appunto per attivare subito lo stato di crisi. È davvero tutto, vi lascio al meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Sul Veneto sono previsti residui temporali e rovesci nottetempo, specie sulle aree montuose del Trentino Alto Adige. Successivo miglioramento con ampie schiarite, ma attenzione all'instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi, con nuove piogge e temporali sparsi in locale sconfinamento alle pianure entro sera. Temperature in rialzo. Minime tra 17 e 21 gradi e massime tra 27 e 31 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, occasionali rovesci durante la notte, specie sui rilievi. Miglioramenti in giornata, con più sole. Nel pomeriggio saranno possibili delle lievi instabilità sulle Alpi. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 30 e 33. Sul Trentino Alto Adige qualche pioggia nella notte, soleggiato la mattina, nelle ore pomeridiane temporali sparsi. Temperature minime su 17 e 18 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.